da Mose e la gente è molto sfiduciata verso la politica. Come comincerà questa campagna elettorale per il rinnovo regionale? Cosa si augura? Guardi, premesso che ci vogliono degli amministratori, capisco la sfiducia, ma bisogna anche valorizzare chi ha dimostrato di essere nella legalità, di essersi comportato bene. Per cui penso che questi siano dei valori da portare avanti, quelli della legalità, quelli della correttezza amministrativa, e dopodiché i cittadini sapranno valutare. È logico che poi tutti facciano le loro squadre. Per quel che mi riguarda, i veneti hanno diritto ad avere un governatore a tempo pieno, quindi un governatore che non perde le sue giornate a far comizi ma che lavori. Poi i veneti sono in grado, maggiorenni, vaccinati, intelligenti, per valutare il lavoro di ognuno di noi. Io dico che nel rispetto dei veneti è bene che il sottoscritto lavori e non perda il tempo a fare comizi. La partita di Porto Marghera è una partita importante, per noi inizia ad esempio dal recupero di questi 105 ettari ottenuti da un accordo con Eni che assieme al Comune andremo a gestire con una nuova società e che ci permetterà di continuare nelle bonifiche, portando così nuove imprese che si insedieranno in quelle aree.